Le chiamano le spose eroine, spose mancate a causa del lockdown che ha fatto annullare migliaia di eventi, circa 29.000 solo nella provincia di Padova tra matrimoni, battesimi e cerimonie varie. Tantissimi gli sposi che hanno dovuto rivedere i piani, tra di loro anche Eleonora Righi, che il 18 aprile si doveva sposare ad Abano Terme con il suo Giulio. Lo stress principale è stato quello della data, quindi riuscire a trovare una nuova data che potesse andare bene un po' a tutti i fornitori, quindi conciliare il tutto. Poi lo stress di persone che avevano paura, gli invitati, e anche invitati che comunque erano dei fuori regione, nel mio caso. Fornitori da chiamare, parenti e amici da contattare e rassicurare, regole, linee guida sempre nuove da imparare, e così Eleonora ha deciso di creare una pagina Instagram e Facebook per riunire tante promesse spose che si trovano nella sua stessa situazione. In poco tempo Spose Eroine ha fatto incontrare virtualmente 7.000 persone. Eleonora ha scelto di sposarsi comunque nel 2020, lo farà domenica 5 luglio. Sarà una cerimonia ovviamente con il distanziamento sociale. Ovviamente gli invitati dovranno indossare le mascherine, però per fortuna gli sposi no, e quindi sarà consentito poi anche il lancio del riso. Mentre per la location, bene o male, c'è anche lì il distanziamento, però essendo poi tutto all'aperto non ci sarà il problema delle mascherine. Un'emozione grande perché arriva dopo un periodo difficile dovuto all'emergenza sanitaria, ma come dice insieme al suo fidanzato, noi ci crediamo. Sono andata oggi a ritirare la mia bomboniera ed è questa. E quindi sì, si sono creati anche dei bei legami perché comunque i fornitori hanno bisogno di noi sposi, hanno bisogno di questo tipo di eventi. Un segnale di ripartenza per il complesso e variegato settore delle cerimonie. Parliamo di catering, location, fotografi, fioristi, tipografi per la stampa delle partecipazioni, piccole e medie imprese che nei mesi del lockdown hanno visto annullarsi completamente il fatturato. Secondo una stima di Confartigianato Padova, tra marzo e giugno sono stati persi 190 milioni di euro e per questo si chiedono aiuti concreti per il comparto. Un segnale positivo lo dà Eleonora, che ha scelto ugualmente di sposarsi e non solo, al posto del viaggio di nozze all'estero che è stato rimandato, una vacanza in Italia. Adesso andremo in Sicilia, più vicini, però comunque il viaggio di nozze lo faremo il prossimo anno.